Buongiorno, bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli con il nostro TG delle 12:30 che apriamo con i vaccini. Oggi le prime somministrazioni agli under 40, sono state aperte le agende per le vaccinazioni a partire dai 16 anni in su e contemporaneamente programmate le prime inoculazioni a ventenni e trentenni che hanno aderito alla campagna di Confindustria Udine. Sentiamo. Oggi prime vaccinazioni in Friuli Venezia Giulia per gli under 40, nella giornata in cui in regione sono state aperte le agende per le prenotazioni per la popolazione tra i 16 e i 39 anni, sono anche già state programmate le prime somministrazioni di siero per ventenni e trentenni. Si tratta di coloro che hanno aderito alla campagna di Confindustria rivolta ai lavoratori delle aziende associate, una campagna che a Udine ha registrato il sold out con la prenotazione di tutti i posti disponibili per l'immunizzazione nell'hub allestito allo Stadio Friuli tra questo pomeriggio e domani. Gli under 40 che possono prenotarsi da oggi nella nostra regione sono 220.000, in considerazione del fatto che 50.000 si sono già sottoposti a profilassi anti-Covid o sono già prenotati, poiché inseriti in categorie prioritarie. Le modalità di prenotazione restano sempre le stesse: call center regionale, sportelli CUP delle aziende sanitarie, farmacie abilitate e da stamattina alle 7 anche la web app. In Friuli Venezia Giulia bisognerà invece attendere ancora per la vaccinazione tra i 12 e i 16 anni, fascia per la quale l'AIFA ha dato il via libera per la somministrazione di Pfizer. Al momento sono solo 4 le regioni italiane dove è possibile prenotarsi: Lombardia, Veneto, Campania e Calabria. Nel nostro paese sono in arrivo altri 2,5 milioni di dosi di vaccini, ciò mentre continua a calare il trend dell'incidenza quotidiana dei contagi. A livello nazionale l'incidenza è di 36 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni, in Friuli Venezia Giulia è di 19 casi. Intanto è in programma per oggi un nuovo tavolo tecnico a livello nazionale per affrontare la questione del limite di 4 persone al tavolo nei ristoranti, dopo la richiesta d'incontro avanzata dalla Conferenza delle Regioni, la quale si è detta sorpresa dell'interpretazione del governo sul tema, non condivisa con i governatori. E complessivamente la nostra regione è seconda in Italia per somministrazione di vaccini anti-Covid, ma se si guarda le fasce di età tra 60 e 79 anni siamo terzultimi. Lo dice l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, che lancia l'allarme sul crollo dei tamponi disincentivati dai criteri per conquistare e mantenere la zona bianca. Il Friuli Venezia Giulia è sotto la media in Italia. Sentiamo. Il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione in Italia per percentuale di popolazione vaccinata. Il 20,8% dei cittadini ha completato il ciclo, il 22,2% si è vista somministrata solo la prima dose, meglio di noi solo il Molise. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, nel quale si sottolinea come in Italia 3,3 milioni di ultrasessantenni siano senza copertura. A livello nazionale i nuovi casi diminuiscono del 27%, i decessi del 28%. Grazie alle coperture vaccinali degli over 60, evidenzia la Fondazione, i ricoveri sono diminuiti in 2 mesi del 79% nelle aree mediche e del 74% nelle terapie intensive. Ma a preoccupare è il crollo dei tamponi, diminuiti del 34% in 3 settimane. Purtroppo, spiega il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta, i criteri previsti dal decreto legge per conquistare e mantenere la zona bianca disincentivano le regioni a potenziare le attività di testing e a riprendere il tracciamento, proprio nel momento in cui i numeri del contagio permetterebbero di usare un'arma mai adeguatamente utilizzata. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, la media giornaliera di persone testate ogni 100.000 abitanti è pari a 113 contro quella italiana di 120. Tornando all'andamento della campagna vaccinale, tra gli over 80 ha completato il ciclo l'84,8%, cui va aggiunto un 5,7% che ha ricevuto la prima dose. Nelle fasce 70-79 anni e 60-69 la nostra regione risulta terzultima in Italia per numero di somministrazioni. Non bisogna abbassare la guardia, la sensazione è che il peggio sia passato, ma giugno e luglio saranno mesi molto importanti. L'esperienza del Regno Unito dimostra che appena si rallenta le varianti tendono a far risalire i contagi. Lo ha detto stamani il presidente di Confindustria Carlo Bonomi in collegamento con uno degli hub vaccinali attivati da Confindustria in Friuli.
Bonomi ha ricordato che gli hub vaccinali attivati da Confindustria in Friuli si uniscono ai 212 che, ha ricordato Bonomi, abbiamo attivato sul territorio nazionale. Un'iniziativa concretizzatasi anche grazie alla collaborazione con le parti sociali con cui il 6 aprile scorso abbiamo sottoscritto il protocollo nazionale. Le aziende sono le prime a prendersi cura del territorio, un'opera meritoria. So bene, ha concluso Bonomi, quale sforzo e abnegazione debbano essere profusi per attivare questi centri dedicati al benessere dei lavoratori. E non ci sono più limitazioni per chi deve recarsi oltre confine, però ci sono dei limiti. A patto infatti di vivere a un raggio di 60 km, entro un raggio di 60 km, a restare fuori per un massimo di 24 ore e di non avere sintomi Covid. Ieri il via libera in questo senso da parte del Ministero della Salute. Sentiamo. Niente più tampone per chi si reca in Slovenia ed Austria. La novità è contenuta in una ordinanza a firma del Ministro della Salute Roberto Speranza che elimina il vincolo per le località a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione e per una permanenza non superiore alle 24 ore. Soddisfazione della politica in particolare da Deborah Serracchiani e Tatiana Roiz, entrambe del Partito Democratico, con quest'ultima che fin da subito si era attivata per cercare di eliminare le limitazioni almeno per i lavoratori transfrontalieri. La Slovenia aveva aperto i confini già da alcuni giorni, mentre per chi rientrava in Italia era previsto un tampone che ne certificasse la negatività al Covid. L'ordinanza di Speranza in ogni caso precisa che in caso di sintomi assimilabili al SARS-CoV-2 come la febbre permane l'obbligo di effettuare il tampone e di restare in isolamento. I cittadini italiani potranno quindi recarsi in Austria e Slovenia a patto però di essere domiciliati o residenti in una fascia di 60 km dalla meta. Quindi per il pieno o la spesa bisogna controllare se si rientra nel raggio consentito. E passiamo adesso alla cronaca, ricatti ed estorsioni quotidiane in una scuola di primo grado di Udine per ottenere compiti già pronti e per non comprare le merendine con il proprio denaro. Così 2 quindicenni sono stati allontanati e collocati in una struttura fuori dalla nostra regione, l'operazione della Polizia di Stato. Sentiamo. Nel corso degli ultimi 2 anni scolastici, all'interno dell'istituto che frequentavano, una scuola di primo grado di Udine, hanno rapinato ed estorto merendine ad alcuni compagni di classe, con cadenza quotidiana per ottenere i compiti che non volevano svolgere in autonomia. La situazione è stata però segnalata da uno degli allievi. I suoi genitori si sono rivolti alla squadra mobile della questura di Udine diretta dal vicequestore Massimiliano Ortolan, che ha avviato immediatamente un'indagine. Sono stati ascoltati molti ragazzi e soprattutto le vittime dei soprusi che a causa delle estorsioni e delle rapine soffrivano di uno stato di ansia e paura temendo per la propria incolumità. Pluriripetenti, i 2 bulli, 2 quindicenni, non si sono limitati alle minacce ma sono passati anche alle mani con percosse, umiliando i compagni di classe. Il GIP del Tribunale dei minorenni di Trieste, al termine dell'indagine, ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità dei 2 quindicenni, misura che è stata applicata lo scorso giugno con il trasferimento in strutture che si trovano fuori dalla nostra regione. E adesso importanti informazioni per chi sta viaggiando. Partiamo tra l'altro con un incidente che si è verificato questa mattina in A28, Fontana Fredda Sacileste, che ha visto coinvolto una vettura e un camion, una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Pordenone. Ed è stato riaperto invece alle 10:30 il tratto autostradale della A23 Udine Sud, nodo di Palmanova, chiuso alle 8:20 di questa mattina in considerazione del traffico particolarmente intenso di oggi. La chiusura ha consentito di smaltire un gran numero di auto e mezzi pesanti provenienti dall'Austria, traffico causato dal Corpus Domini con l'arrivo di molti vacanzieri dall'Austria e dalla ripartenza anche dei mezzi commerciali dopo lo stop di ieri per la festa della Repubblica. I flussi di transito restano comunque elevati, in particolar modo lungo la direttrice A4 Venezia-Trieste, con code a tratti tra Villesse e il nodo di Portogruaro. È sempre cronaca, un grave incidente si è verificato questa mattina sulla regionale 356, siamo a Cormons. Qui si sono scontrati per cause in corso di accertamento una moto e un'auto. Il Centauro rovinato sull'asfalto è rimasto ferito in maniera seria, è stato attivato l'elicottero sanitario che lo ha trasportato
d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. In volo sul posto i vigili del fuoco di Gorizia, che tra l'altro ci segnalano in questo momento anche il blocco di un'imbarcazione sotto il ponte di Primero, per cui sta procedendo in questo momento la capitaneria di porto di quella zona. Ed è mancato ieri nella sua Palmanova Odero Gon, ex calciatore dell'Udinese degli anni 50 e 60. Aveva 88 anni, Gon, classe 33, soprannominato anche Roccia per la sua prestanza fisica. Per diversi anni nella squadra bianconera fu centrocampista e difensore. Giocò sul prato del Vecchio Moretti dal 1954 al 60, principalmente in A, e dal 62 al 63 in B. Collezionò 51 presenze. E parte il 4 giugno a Udine una lunga serie di eventi che porteranno giorno dopo giorno alla notte dei lettori. Il servizio di Isabella Gregoratto. Mettere al centro i lettori e le loro passioni è lo scopo della Notte dei Lettori, che giunta all'8ª edizione è nata da un'idea condivisa dal Comune di Udine e delle librerie. Si terrà il 9 e il 10 luglio. Quest'anno sarà caratterizzata da una lunga anteprima che partirà il 4 giugno, animata dalla voglia di rinascita, partecipazione e aggregazione. Non a caso questa edizione, pur nel rispetto della tradizione, si è rinnovata, coinvolgendo anche espressioni insolite o apparentemente distanti dalla dimensione del libro e della letteratura. In un mese le iniziative si articoleranno basandosi su 3 filoni, con incontri pensati per i piccoli lettori, la partecipazione di comuni limitrofi a Udine, biblioteche e editori spinti dalla voglia di dar voce alla presentazione dal vivo di libri che sono stati frenati nella loro divulgazione o pubblicazione dal Covid, e gli incontri con il teatro, la musica, la poesia e la scienza. Si riparte con il brio, la leggerezza, ma anche la serietà che gli organizzatori hanno saputo magistralmente dare a questa tanto attesa manifestazione. Si riparte proprio con la cultura. È stato sottolineato nel corso della presentazione nel giardino sezione ragazzi della Biblioteca Civica Iopi di Udine, dove sono stati anticipati i contenuti dei 23 appuntamenti che accompagneranno l'attesa alla Notte dei Lettori, quasi a sottolineare la grande voglia di ripartenza dopo un forzoso e prolungato letargo. E un'ultima ora, la prevenzione dell'immigrazione clandestina sarà al centro dell'incontro in programma domani a Lubiana tra la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il suo omologo sloveno. Secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno sloveno in una nota, la riunione di lavoro sarà incentrata sui preparativi per la presidenza slovena del Consiglio dell'Unione Europea, con particolare riguardo appunto alla immigrazione illegale. E con questa notizia si chiude anche il nostro TG delle 12:30, ma ci rivediamo tra pochissimo con collegamenti e contributi dal nostro territorio, con l'appuntamento di A Voi la Linea. Una buona mattinata.